Si presenta a Vicenza, nella cornice di Monteberico, la squadra di Simonetta Rubinato in corsa per la presidenza della regione di Veneto per le autonomie, movimento civico autonomo dai partiti che senza apparati è riuscito a raccogliere le firme necessarie a presentarsi a questa tornata elettorale con un progetto ambizioso. Per il momento è solo un seme di movimento, è quel seme che vuole dare forza, voce e rappresentanza, a cominciare dal prossimo Consiglio regionale, ai quei 2.200.000 sì che oggi purtroppo sono rimasti senza risposta da parte di tutti i partiti nazionali, di tutte le liste oggi in campo. Questo territorio così fertile di voglia di fare, di resilienza, di superare anche questa drammatica crisi, ha bisogno secondo noi di avere un progetto politico che lo rappresenta e quindi ricominciamo dal basso per provare a costruire con un movimento territoriale che non prende ordini né da Milano né da Roma, costruire un movimento che poi un po' alla volta si diffonda sul territorio e si alleia anche con altre forze politiche di altri territori per costruire davvero un partito federale in Italia. Io volevo dare una testimonianza, la testimonianza di un amministratore che si rende conto quanto sia importante che le autonomie facciano parte della costruzione del nostro Stato. Il mio sogno è che un giorno, appunto, partendo dal germe, da questo piccolo movimento, possa nascere quello che Corrado Poli chiamava e chiama, anzi, un partito per il Veneto, il Movimento Popolare Veneto, un movimento che possa parlare a tutti, un movimento territoriale che si occupi del Veneto e che non riceva appunto ordine delle segreterie dei partiti nazionali.